momento della settimana in cui ci si vede qui per questa messa, che è la messa della comunità di Celle di Rapallo, che si incontra qua perché storicamente con la presenza di Don Beppe qui a San Pietro, diciamo, la comunità di Celle si è unita alla comunità parrocchiale di San Pietro di Novella per tutte le sue attività. È un momento molto bello, poi abbiamo la possibilità appunto di avere un coro che ci aiuta nella liturgia e la liturgia è sempre molto preparata, diciamo. La musica unisce perché Gesù unisce, quindi la musica è proprio, secondo me, e non solo secondo me, ma comunque una via privilegiata proprio per sentirsi ognuno con le proprie differenze, perché la polifonia è questo, voci diverse che si mettono insieme per formare una bella armonia. C'è tanta partecipazione, c'è tanta collaborazione, certamente dobbiamo forse crescere nel senso di coinvolgere un po' altre realtà in modo che l'oratorio possa diventare veramente una casa per tutti. Oggi il Vangelo dava tanti spunti e non era nemmeno tanto facile per noi laici, no? Hai parlato tante volte dell'incontro diretto con Gesù. Certo, e credo che questo sia il cuore dell'esperienza cristiana. Se Gesù è risorto, è vivo ed è in mezzo a noi e noi possiamo incontrarlo attraverso la vita della Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso i testimoni, possiamo rivivere questo incontro. Ed è proprio perché riviviamo questo incontro che certe pagine del Vangelo diventano veramente significative, perché possiamo dire ma anche a noi è capitato qualcosa di analogo.